Franco Carboni, mi diverto a scrivere e vi voglio presentare oggi il mio romanzo Quei nostri ragazzi. Parla di studenti liceali e universitari degli anni 50, un periodo che è poco noto in Italia oggi. La guerra era finita da non molto, venivano questi ragazzi da esperienze traumatiche e li definirei, come definirei il libro, direi che erano ingenui, riflessivi e ottimisti. Erano ingenui perché, a differenza di oggi, di tante cose non sapevano niente, ad esempio il sesso allora era un tabù. Riflessivi perché gli studi classici, lo studio della filosofia li portava a riflettere sui grandi temi della vita. Erano ottimisti perché venivano da un periodo così difficile che il futuro non poteva essere che migliore. L'ho scritto soprattutto per i giovani di oggi perché diventano familiari con le vicende dei loro compagni di diversi anni fa. Ma molti temi sono comuni alle due generazioni, il tema appunto della famiglia, il tema dell'amicizia, il tema dell'amore. Erano ragazzi meno informati di oggi. Forse rispetto ai ragazzi di oggi avevano nella famiglia un appoggio maggiore e anche cercavano di vivere la loro vita sempre nell'amicizia ma anche nella loro individualità, mentre oggi penso che i giovani si appoggino molto al gruppo, all'insieme dei loro compagni e molte decisioni le prendano cercando l'appoggio o il consiglio dei loro amici.